Taglio del nastro della pista ciclopedonale che, partendo dal sottopasso in corrispondenza della futura stazione SFMR di via Olimpia, mette in comunicazione il centro di Mestre alla Gazzera, evitando via Milanese, e che, proseguendo verso via Brendole attraverso una nuova rotatoria, collega via Castellana e Zelarino. È stata inaugurata la presenza della presidente Zaia e del sindaco Brugnaro in sella alle biciclette. È un progetto ancora lungo perché bisogna finire i sottoservizi e finire la stazione, però sicuramente con un'attività di organizzazione tra le istituzioni siamo riusciti a portare avanti, intanto a portare a casa un risultato che è quello di riaprire un po' di circolarità di queste zone, soprattutto per i cittadini di Cipresina, di Zelarino, di Gazzera e anche della Milanese, che riescono un po' a scaricare e ad allargare la città. Un progetto di mobilità integrata che vede il coinvolgimento di Regione e Rete Ferroviaria Italiana, società di ferrovie dello Stato e Comune. È il segno della forza di volontà dell'amministrazione regionale e del comune che hanno voluto recuperare questo cantiere, un cantiere del 2009, oggi finalmente si vede un raggio di sole e le opere sono visibili e fruibili. Questo non deve restare un'incompiuta, la regione conferma il suo impegno a fianco al comune per portare avanti ovviamente l'ultimazione di queste opere.